Una sospetta malformazione al cuore, mai scoperta prima della tragedia avvenuta lunedì mattina dopo le visite in 3 ospedali. Giacomo Lionello, il bimbo di 5 anni di Portoviro, morto in pediatria a Padova dopo essere stato visitato negli ospedali di Adria e Chioggia, avrebbe avuto una malformazione cardiaca. Questo quanto emerso dall'autopsia ordinata dal pubblico ministero padovano Marco Peraro e svoltasi giovedì sera. Tuttavia sono necessari altri accertamenti medici e così il cuore del piccolo verrà esaminato su mandato della procura anche dalla direttrice della patologia cardiovascolare, che dovrà capire se la malformazione di cui era affetto Giacomo poteva essere mortale. Il bimbo si era sentito male tra sabato e domenica, vomito e mal di pancia. I genitori lo hanno portato prima ad Adria e dopo le dimissioni, visto che stava ancora male, erano corsi in ospedale a Chioggia, dove il piccolo ha avuto i primi arresti cardiaci. I medici hanno così deciso il trasferimento a Padova, centro di eccellenza, ma il bimbo è arrivato in gravi condizioni ed è deceduto dopo poche ore. Il presidente della regione Luca Zaia nei giorni scorsi ha inviato gli ispettori nei 3 ospedali veneti. È stata disposta anche l'acquisizione delle cartelle cliniche. L'avvocato della famiglia del piccolo, Luigino Maria Martellato, ha fatto sapere che i genitori hanno dato il via libera all'espianto degli organi di Giacomo.